Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. E la linea torna subito al nostro direttore Giulio Cainarca. Eccoci qua, ed è già collegato con noi anche Carlo Cambi per un'altra puntata. Eminentissimo candidato Cainarca, buongiorno. Buongiorno al gran maestro Carlo Cambi, che rappresenta la parte laica della trasmissione, anzi diremmo massonica, argomento... Anche laida, se vogliamo. Anche laida, se vogliamo, in questo mi associo, però, e torniamo a congiungerci in una felice laidezza. O laidità, com'è che si dice? Laidità, difendiamo la laidità dello Stato. La laidità dello Stato. Allora, Carlo, innanzitutto devo dirti una cosa, che ne parlavamo poco fa con gli ascoltatori e le ascoltatrici, quella idea che ha preso spunto anche da una nostra conversazione, cioè quella di riproporre qui alla radio il lunedì e il giovedì alle 17, alle 21, e poi in podcast, che se lo scaricano e se lo ascoltano, I Promessi Sposi in lettura integrale, ha avuto un successo che io non mi immaginavo, francamente, strepitoso. Cioè, come a dire, che ce frega della Corte dei Conti, del controllo concomitante, del PNRR, delle riforme. Mi viene una battuta. Il PNRR sono i promessi spesi. I promessi spesi non è male, Carlo. I promessi spesi che poi dovremo però ripagare veramente, non promessamente. Esatto. Quindi veramente mi ha colpito questa cosa, adesso al di là della battuta, no? Perché io mano a mano che lo leggevo e che lo preparavo per la radio dicevo, ma veramente aveva ragione Carlo, bisognava rileggerlo perché è di una strepitosa attualità perenne a questo punto, questo romanzo, no? Perché è uno sguardo feroce, lucido, incredibilmente laico, quello sì, sulla giustizia, sulla politica, sulla composizione della società e sugli interessi dei cittadini, e anche la contrapposizione tra classi, sull'economia, sulla religione. Cioè Manzoni in realtà è molto più laico di quello che ci avevano raccontato noi anche in tema religioso, no? Allora Carlo, io vorrei chiedere un tuo commento sul perché secondo te una roba così genera molto più interesse di tutte le fesserie che si propongono di discutere ogni giorno. Perché I Promessi Sposi, come tutti i romanzi, si occupano di una proiezione letteraria dell'esistenza degli uomini, mentre quello che si sta raccontando in giro sulla cronaca politica, eccetera, eccetera, è una proiezione fantastica che opprime gli uomini. La diversità sta tutto lì. Cioè la letteratura ha una straordinaria capacità di sollevarti dalla tua condizione presente e proiettarti in una condizione di speranza. Anche i libri più inquietanti sono in grado di fare questo. Invece l'attualità ti obbliga a fuggire in una dimensione dove ti senti rassicurato, e per paradosso la vicenda di Renzo Tramaglino, che può essere Carlo Cambi, che può essere Giulio Cainarca, che può essere Federico, che può essere chiunque, Renzo Tramaglino, nel vedere come egli attraversa le sue tribolazioni, tu capisci che per te esiste una speranza. Ma di fronte alla Schlein, che ti parla della circolarità delle leggi d'Europa a fronte di una regione che è andata sott'acqua e che lei ha governato, quale riscatto puoi pensare di avere? Guarda che quando Don Rodrigo schiatta fra tormenti indicibili, si consuma nello schiattamento di Don Rodrigo il riscatto di tutti gli oppressi.
quando io ti ho detto rileggiamo i Promessi Sposi perché io la ritengo la Divina Commedia laica, secondo me Sì. i pilastri dell'identità culturale italiana stanno in Dante e in Manzoni. Anche la Divina Commedia, se ci pensi, è una narrazione di riscatto dell'individuo. Lascia perdere che poi abbia significati esoterici, che ci sia di mezzo un fideismo di Dante, che però non è mai un fideismo clericale, ma semmai è più cabalistico, è più guardare al riscatto dell'umanità attraverso gli eventi dell'impossibile. È lì che sta la chiave. Ma perché io sto incazzato con i direttori di giornali e anche un po' col mio? Perché noi non facciamo più nessuno sforzo di indirizzare le persone verso un tragitto di speranza. Non raccontiamo mai fatti che abbiano una proiezione futura, raccontiamo sempre una polemica che spesso e volentieri è addirittura retrodatata. Pensa alla frattura di coglioni che ha la gente con questo PNRR, non capisce nulla, non gliene frega nulla e stiamo inchiodati da mesi su sta roba. Mentre la gente ti fa una domanda molto semplice. Allora, lo stipendio quando mi aumenta? Appunto, infatti, l'altra sera io vedevo un'intervista, l'ho vista poco e male, però insomma ho capito il senso di un'intervista di Nicola Porro a Giorgia Meloni, mi sembra, no? E Giorgia Meloni dice: guardate quanto siamo bravi, perché stiamo facendo le cose in maniera assennata, giudiziosa, sensata. Stiamo facendo una politica molto prudente, addirittura noi avevamo una stima di crescita minore di quelle che è uno 0, della qual crescita non si accorgerà nessuno sostanzialmente, no? Ecco, allora questa politica giudiziosa, assennata, prudente, rigorosa, eccetera, eccetera, non è l'esatto contrario di quello che chi ha votato lì si aspettava? Sì. Per certi versi. Poi che sia necessario è un altro discorso. Allora, sì. E come si fa a contemperare le due cose? Che è un po' il tema anche che abbiamo letto stamattina nell'editoriale di Galli della Loggia, a modo suo dice questa cosa qua, no? T'han votato perché volevano cose finalmente efficaci. Stiamo a parlare sempre dei soliti mali d'Italia da 50 anni, 60, 150. Ma guarda che l'atto rivoluzionario l'aveva indicato Matteo Salvini. E l'errore che fa la Lega, secondo me, è che ha delle ottime intuizioni, poi non gli dà seguito, perché sta dentro questa melassa meloniana che è tattica, cioè tutto quello che sta facendo la Meloni ha una scadenza precisa, 9 giugno 2024. Europa. Lei si deve accreditare come la moderata per conquistare la maggioranza, non sua ovviamente, ma nel patto conservatori popolari, la maggioranza in Europa e cambiare l'Europa dal 2024 in avanti. Da oggi al 2024, 9 giugno, le operazioni sono tutte di traghettamento, ok? Quindi diciamo che la Meloni sta dando ai suoi elettori un assegno postdatato. Faremo ciò che voi vi aspettavate che avremmo fatto quando ci saranno le condizioni per farlo. E queste condizioni per farlo sono quando muteranno gli equilibri europei. Su questo non c'è dubbio. Quindi è una politica anche dal punto di vista tattico assennata e lucidissima. Dal punto di vista della ricaduta sul cittadino, ovviamente no, perché il cittadino che esce dalla pandemia, dal lockdown, dal Green Pass, dalla guerra, si aspetta ovviamente dei ritocchi sulla condizione di vita personale immediati. La cosa più assennata, ti dico, l'ha detta la Lega quando ha detto: pigliamo i soldi del PNRR, li imbustiamo e glieli riportiamo tutti. Perché non c'è modo. Cioè, quella roba lì è concepita a organo riproduttivo di Doberman in Europa e è stata attuata a organo riproduttivo di Labrador da Draghi, ok? E non se ne esce. Perché quando tu continui a dirmi che il 60 e passa per cento dei fondi li devo mettere sulla transizione ecologica e ieri è cominciato il trilogo, cioè la discussione fra Consiglio d'Europa, Commissione e Parlamento Europeo a Bruxelles sulle case
ed emerge che tu cittadino devi cacciare minimo 40.000 euro su ogni abitazione per renderla a norma, perché poi nel trilogo è venuto fuori che ci sarà un'attività ispettiva sulle abitazioni. Ecco perché vogliono la riforma del catasto, perché gli serve da base imponibile sull'immobiliare e da base di controllo sul Green Deal. E allora la domanda è: ma che me ne faccio io del 60% dei fondi del PNRR su una ipotetica transizione ecologica, quando da domani io devo cacciare 40.000 euro per poter continuare ad abitare casa mia? Che me ne faccio del 60% dei fondi del PNRR sulla transizione ecologica, quando fra 2 anni a Milano, se non hai l'Euro 6, vai in monopattino? E se sei uno che fa le consegne col furgone, se sei un piccolo artigiano e dire che fai rattoppi, se sei un idraulico, non puoi entrare in centro perché il tuo furgone o te lo compri nuovo o stai a casa. Questo è il punto. Allora, noi avremmo dovuto avere il coraggio di andare in Europa dicendo: sapete che nuova c'è? A noi questa roba non ci piace, vi ridiamo tutto e denunciamo l'atteggiamento poliziesco dell'Europa nei confronti dei Paesi membri. C'è un altro elemento di cui nessuno tiene conto. Ieri a Bruxelles è venuta fuori la storia che se tu non approvi il MES, non ti fanno avere i fondi strutturali, che è un ricatto. È un ricatto. Domanda: possiamo aspettare un anno in queste condizioni? Appunto. O dobbiamo andare a Bruxelles, prenderli per la collotta e dirgli: siccome fra l'altro voi commissari non siete manco eletti dal popolo, ma state lì per un accordo fra un partito corrotto, che è il Partito Socialista Europeo, e un partito, diciamo così, bolso, che è il PPE, avete rotto le scatole e ve ne andate? Ecco, questo è il quadro. Detto tutto questo, però, la Meloni in questo momento sta gestendo una, come si è detto ai tempi del Covid, una vigile attesa e tachipirina. No, anche perché le ha detto chiaro: io ho un orizzonte lungo, 5 anni, quindi posso permettermi di fare questo ragionamento di Lei attesa. chi non piglia i No, soldi... lei se lo può permettere, ma il paese se lo può permettere. No, E poi, altra domanda collaterale: ma è possibile andare in Europa, come dicevi tu prima, a dire, prenderli per la collottola e mettere i puntini sulle i e dire questo? Si può fare? Perché altrimenti sì. uno dice no, non si può fare, perché sennò ti scatenano contro e lo spread, e la macchina della speculazione e tutto il resto, e No, facciamo la perché in fine. questo momento ci sono 2 paesi europei che stanno alla canna del gas, e sono la Francia e la Germania. Non so se è... io lo capisco che Tra l'altro in Germania io ho visto l'altro giorno l'articolo dell'ottimo, come sempre, Roberto Giardina su Italia Oggi, che ci dava conto di un sondaggio molto reputato in Germania, serio, che insomma dà ormai AfD primo partito, Alternative für Deutschland. Non è poca cosa. No, ma la cosa che non considerano, io non lo so, continuo a chiedere al mio giornale di occuparcene, ma vedo che c'è una certa sordità su questo. E attento, i nostri politici non ci guardano minimamente, ed è un limite. Allora, in Germania hanno un problema enorme che si chiama riconversione del modello industriale, perché con il loro modello industriale sono arrivati al capolinea, ok? Vabbè, il discorso sarebbe lunghissimo, casomai facciamo una trasmissione a parte. Ma c'è un elemento: che il loro stato sociale, come il nostro stato sociale, è arrivato al capolinea. Non si possono più permettere di spendere i soldi che spendiamo complessivamente su un modello sociale democratico per assistere chi non ce la fa. O meglio, bisogna diventare molto selettivi nell'assistenza. Nelle ex Germania dell'Est ci sono delle sacche di povertà spaventose, di cui nessuno parla mai.
Ed è chiaro che Alternative für Deutschland diventa il primo partito perché pesca in quel malessere sociale. È straprimo proprio in Germania dell'Est. Perché pesca in quel malessere sociale che noi facciamo finta di non vedere. Ma è lo stesso motivo per cui il Meridione d'Italia votava 5 Stelle. Perché aveva un atteggiamento alla Achille Lauro, una scarpa prima delle elezioni, una scarpa dopo le elezioni, cioè mi pare manifesto. In Spagna i socialisti sono stati spazzati via da un uragano. In Grecia c'è gente che evoca i colonnelli pensando che si stava meglio quando si stava peggio. In Francia Macron è a un livello di popolarità che probabilmente un barista di Nizza lo supera. Cioè non si rendono conto che il modello della socialdemocrazia che loro hanno imposto a forza per 30 anni in Europa è finito, perché non ci sono più sufficienti risorse da parte dello Stato, se vuoi nazionale o europeo, per sostenere quel tipo di welfare, e che c'è soltanto una strada, ed è l'incremento di ricchezza quanto più si può per distribuire non attraverso il fisco, ma attraverso le opportunità, la ricchezza. Il problema qual è? È che noi ci arriviamo tardi e male, perché c'è mezzo mondo che non gliene frega nulla del cambiamento climatico, che va per fatti suoi, che si sta costruendo l'antidollaro, tema sul quale nessuno riflette. L'Assemblea dei paesi dei cosiddetti BRICS sta lavorando a dare allo yuan o renminbi, chiamalo come te pare, la potenza di fuoco necessaria a sostituire nel loro emisfero economico il dollaro come moneta di riferimento. Noi continuiamo a non incalzare gli Stati Uniti sull'Ucraina e stiamo supini agli Stati Uniti. Continuiamo a non avere una politica industriale europea, a non avere una politica estera europea, e poi ci stupiamo che i cittadini europei vadano verso l'estremismo di destra o verso la destra assoluta, perché sono stanchi di promesse mancate, stanchi di intervento sui loro risparmi per una ridistribuzione inefficace. Ok? Perché io ti faccio un ragionamento. Se a me mi togli, come mi stai togliendo, oltre la metà di quello che guadagno lavorando, ma a mia figlia, quello che gli togli significa che ha un'università efficiente, un ospedale efficiente, un trasporto efficiente, un'opportunità di crescita efficiente, io te li do. Certo. Ma se mi levi metà di quello che io guadagno e guardando a mia figlia, so che mia figlia, in forza dello spreco dello Stato, ha una prospettiva di vita peggiore di quella che ho avuto io questi soldi non te li voglio da più. Certo, certo. Non capire queste elementari verità da parte di chi ci governa e da parte anche di chi fa l'opposizione è una follia. Io Ecco, sento Carlo, continuamente dire dal PD bisogna ridistribuire. No, bisogna creare opportunità, che è un'altra storia. Carlo, questo ragionamento è molto interessante. Io vorrei coinvolgere anche le ascoltatrici e gli ascoltatori. Scusami, l'ho fatta lunga. No, per niente lunga, no, assolutamente. Era opportuno, diciamo, approfondire questo, secondo me, questo punto di vista qua, perché poi lì dentro, secondo me, ma chiedo anche su questo il tuo parere, c'è una chiave di lettura anche di quello che può essere il futuro del centrodestra, perché se il centrodestra si limita a essere una versione, tra virgolette, di destra solo per le cose che non interessano a nessuno, cioè le polemicuzze ideologiche, l'accaparramento di posti che poi non sono neanche e non servono a niente, oppure le polemiche, la destra fascista, quello ha salutato con la mano tesa, quell'altro è la russa e compagnia bella, tanto non servono a niente, non andiamo da nessuna parte. Se la destra è questa roba qui che non fa male a nessuno, poi alla fin fine, perché non sposta niente di essenziale, e se si limita a essere una versione, diciamo, diversa di quello che è sempre la solita ricetta, la gente cosa fa? Poi vota AfD o vota Linke, come in Germania, no? Allora, mi ha colpito molto questo dato della Germania, che tu hai giustamente richiamato, perché nella Germania dell'Est il 50% ormai oggi degli elettori vota al 28% la AfD, destra,
e al 22% la Link, l'estrema sinistra, tagliando fuori tutto quello che sta in mezzo, che sono i socialdemocratici e i cristiano-democratici. Quindi l'equivalente dei nostri partiti di Democristiano, Forza Italia, quello che si avvia ad essere Fratelli d'Italia e il PD, cioè tutto quello che si mette in mezzo tra sinistra e destra estreme viene in qualche modo ridimensionato. Allora, secondo te questa è un'evoluzione possibile anche da noi? Se continuiamo a essere attendisti, cauti, giudiziosi, eccetera, eccetera, la sinistra da noi non c'è come la Link, no? Però e non c'è neanche una destra più a destra di quella che abbiamo adesso. Però tutto può essere, no? Ma c'è già un dissenso conclamato quando il 40% delle persone non va a votare. Appunto, e quelli dove voteranno domani? Cioè, se arriva ma dal 40 diventeranno il 50, il 60. Ma noi abbiamo un dissenso che si manifesta nell'evasione fiscale. A me fanno ridere quando pensano che l'evasione fiscale sia esclusivamente dovuta a una propensione a delinquere del cittadino. È il cittadino che non vuole pagare le tasse perché non si riconosce nello Stato. Cioè, parliamoci chiaro. Un gesto politico, diciamo anche. Sì, magari è un gesto politicamente, inconsapevolmente politico, ma è un gesto politico. Cioè, il non pagare le tasse, se lo Stato funziona, è delinquenziale, ma il non pagare le tasse, se lo Stato non funziona, è contravvenire alla legge, e siamo d'accordo. Ma in qualche misura diventa fenomeno sociologico. Se l'evasione è così ampia come dicono i professionisti dell'anti-evasione, tu ti devi interrogare sulle cause sociologiche prima ancora che economiche del perché la gente non paga le tasse, perché evidentemente non vuole finanziare chi non gli dà le risposte che si aspetta. Certo. Il ragionamento è molto semplice. Fammi fare solo una notazione velocissima. Prego. Se io sono un padre del sud, ok? Falegname, poniamo, che è vero che mio figlio va all'ospedale e non viene curato, va all'università e non viene formato, prende i mezzi e rimane a piedi. Ma perché dovrei pagare le tasse? Mi faccio una mia provvista e con la mia evasione lo mando a studiare a Berkeley, nella speranza che dall'America ritorni Carlo, formato e si riscatti. Io non voglio e non sono. Non farsi sta domanda da parte dello Stato è follia. Certo, hai ragione perfettamente. Io non sono mai stato più di tanto e non sono tantomeno oggi un liberista modello turbocapitalismo e quelle robe là. Però comincio a pensare sempre di più che se tu mi lasciassi in mano tutti i miei soldi e riducessi al minimo l'imposizione fiscale, forse le cose andrebbero meglio, perché decido io cosa fare della sanità, della mia sanità, decido io cosa fare della mia pensione e magari vanno meglio le cose, perché di sicuro non vanno bene così. La signora Thatcher questo fece in Inghilterra, non è che fece una cosa molto diversa. Allora, abbiamo la pausa delle 10, poi però voglio chiederti un'altra questione, riguarda un'altra storia di cui ci siamo occupati in questi giorni e poi però apriamo le linee e sentiamo anche le opinioni di chi ci ascolta, perché abbiamo toccato un tema che vedo già essere affrontato nei messaggi che dicono queste sono le questioni giuste di cui parlare. Vediamo di parlarne insieme tra poco. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea torna al Cardinal Cainarca. E al Gran Maestro Carlo Cambi. Allora, Carlo. E come Chierichetto abbiamo Federico. Abbiamo Federico, anche se Federico richiamerebbe qualcuno di più importante del Chierichetto. Lo chiamiamo Federico. Sì, però fammi dire una cosa. Tutti dicono che sono discorsi importanti, ok? Che come ti avevo detto, sono le cose di cui si dovrebbe parlare. Sì. Ecco, sono Azzeccagarbugli, sono le grida, sono esatto. Don Rodrigo, sono l'Innominato. Sono l'Azzeccagarbugli che tu vai per farti difendere. Quando quello là scopre che tu sei l'offeso, ti manda fuori dalle scatole, perché poi lo trovi al banchetto del potente. E poi ti domandi perché Manzoni affascina.
È normale. Vabbè, sì, infatti ringrazio anche 3 ascoltatori che hanno mandato messaggi su questo, Pina da Monza e Brianza, Giovanni e Francesco. Intanto c'è una telefonata, credo, forse, però poi voglio toccare con te l'argomento del Hotel Metropol. Domani mattina c'è con noi Savoini qui in diretta radiofonica per un'altra volta. Dai, mettimi in collegamento. Vuoi venire anche tu? Sì. Allora, domani certo, mi diverto, cazzo. domani mattina alle 8:30 ci stai? Ci sei? Ci sto, Va bene, ci sto. perfetto. Allora, Federico, Cardinal Federico, prenda nota e domani mattina alle 8:30 chiamiamo anche Carlo Cambi. Perfetto. Intanto c'è una telefonata, credo, e poi però vediamo di che cosa è stato. Qual è il tuo punto di vista sulla vicenda Savoini, Metropol, Lega, Salvini, russi, soldi, rubli, Espresso da Milano, Tizian, Miranda, Vannucci, ne ho già detti tutti quasi, più o meno. A me mi ha fatto anche un po' ridere quella storia lì. Comunque, c'è del tragico, ma mi ha fatto pure ridere. Pronto? Pronto, buongiorno. Sergio da Buongiorno. Torino. Dunque, 2 cose veloci. La signora Veloni dice che se i commercianti pagano le tasse, pagano il pizzo. Faccio notare, sommessamente, che l'85% dell'IRPEF è pagato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Quindi significano che i primi che evadono praticamente parassitano gli altri quando si tratta di andare in un ospedale, quando si tratta di chiamare un'ambulanza, di mandare i figli a scuola e quant'altro. Quindi non vorrei che poi la sanità diventi privata, perché altrimenti si curano solo i ricchi. 2, dato che l'Europa è così super agitata per l'inquinamento, per le macchine elettriche, la mia domanda è questa: i carri armati che stiamo mandando in Ucraina sono elettrici? Vabbè, abbiamo una pausa però No, adesso. sono a molla, sono a elastico. No, la pausa l'abbiamo già fatta, mi stavo confondendo anch'io. Allora, Carlo, torniamo sull'argomento. Intanto la Meloni non ha detto che il commerciante che paga le tasse è sottoposto al pizzo di Stato. Ha detto che i gravami fra more, multe, che portano al raddoppio del dovuto, spesso e volentieri quando il commerciante ha detto vi devo pagare ma non vi posso pagare, costituiscono un pizzo di Stato. L'espressione è comunque infelice. Quanto all'87%, vorrei ricordare al nostro ascoltatore che di quell'87% contributori netti sono il 27%, cioè l'86% del gettito IRPEF deriva dal 27% delle denunce. Ok? Quindi è anche l'ora di farla finita di dire che il povero lavoratore dipendente che paga le tasse mantiene lo Stato, perché di quelli che presentano la denuncia dei redditi circa l'86% non versa un euro, ok? E comunque versa molto al di sotto di quello che ha consumato. Per un altro elemento molto interessante, che abbiamo circa 4 milioni e mezzo di pensioni elargite a fronte di contribuzione pari a 0. Chiaro? Allora qui il punto non è fare la corsa tra chi paga e chi non paga. Il punto è pigliare tutta questa roba, buttarla a mare e ridisegnare sia la macchina fiscale, sia la macchina assistenziale, sia la macchina previdenziale, arrivando forse alla conclusione che se tu liberi le risorse in tasca al cittadino e gli dici provvedi da solo, si sviluppa il PIL e i cittadini stanno meglio. Non ti sento. Non mi senti perché ho chiuso il microfono per errore, come ci sono. No, punto importante, poi sentiamo anche come suona per chi ci sta seguendo. Però voglio tornare adesso un pezzetto indietro alla vicenda Metropol. Ne riparliamo domani a sto punto. Però quello che Giacomo Amadori... Io fossi te mi farei fare da Federico un espresso. Perché? Metropol, l'espresso. Ma vabbè, certo. L'Espresso ha fatto una bellissima figura, l'Espresso, no? Solo che non ne Però parla da Milano nessuno. resta lì, Sì, appunto, da solo che non... resta lì sulla sua torre, È il cavallo. nessuno lo tocca, lui niente dice.
Appunto, nessuno ne parla, nessuno gli chiede niente, è tutto regolare. Senti, da giornalista questa roba qua è normale? Perché uno potrebbe dire, ma come, io ho coltivato le mie fonti, no? La mia fonte era quel Meranda e io l'ho coltivata. Ma Ormai è una era una coltivazione merenda normale perché non quella è lì? che una Miranda. Eh? È una coltivazione normale? A me hanno fatto, quando ero giovanotto, il signor Sereno Freato, allora segretario particolare di Moro, quando cercai di coltivare le mie fonti, cioè uno dei suoi servitori, per farmi dare i dossier per sapere dove erano finiti i soldi della Fondazione Moro, la faccenda l'ha risolta sparandomi dietro. Anch'io coltivavo le fonti, ma cioè, le mie fonti evidentemente erano su un terreno sbagliato. No, non c'entra nulla il coltivare le fonti. Quella è un'operazione di killeraggio, rispetto alla quale il nostro ordine, che non si capisce bene che cosa ci stia a fare, perché consente per esempio alla Gruber di fare pubblicità agli orecchini e non la caccia, eccetera, eccetera, mentre se io e te dicessimo per caso su questa radio bevete l'acqua lega perché vi fa bene all'intestino, ci fanno fuori. Vorrei capire che cosa ci sta a fare il Consiglio dell'Ordine. Questa è un'operazione di killeraggio vera e propria, di dossieraggio. In questa maniera si comportava Pino Pecorelli, che ha fatto la fine che ha fatto. I più giovani manco sanno che cos'è OP, però vi dico soltanto questo: quando Pino Pecorelli andò a consegnare a Papa Luciani il registro dei cardinali massoni, Papa Luciani dopo un po' è morto. Questa è un'operazione di killeraggio, punto e basta. Verrebbe da dire però... E la magistratura, invece di mandare assolto Savoini, cosa assolutamente sacrosanta e dovuta, dovrebbe immediatamente aprire un fascicolo. Ma tra l'altro, insomma, questo si chiama ricatto, non c'è un tentativo di estorsione. Molto chiaro. Ho la sensazione che Mino Pecorelli coltivasse cose un po' più, diciamo, di spessore, più alte, diciamo. Un po' più di spessore, diciamo. Sì, Questa qui era proprio una bufala gigante. No, ma era il metodo per farti capire. La bufala... D'altra parte, se viene dall'Espresso, da Repubblica, non può essere un metodo molto intelligente e raffinato, diciamoci la verità. Però questa qui era una cosa molto grossolana, no? Per come poi si è dipanata adesso e finalmente è venuta fuori. Ma c'è un punto, è venuta fuori che questa cosa grossolana ha 3 anni di distanza da un rapporto della Guardia di Finanza che aveva già messo in luce che questa era una cosa grossolana. Quindi ci sono voluti 3 anni e nel frattempo una procura ha comunque indagato. Io non voglio, ma Savoini parla benissimo dei magistrati e fa molto bene a farlo, tra le altre cose, gli conviene pure, cioè fa benissimo a farlo, ci mancherebbe altro. Però come è pensabile che una procura, e non di un paesetto di provincia, ma la procura di Milano ci metta 5 anni prima di archiviare una roba di questo tipo, o comunque di fare emergere altre cose che sarebbero perseguibili? E mi fermo qui. Quello che dicevi tu prima, qui bisognerebbe aprire un altro fascicolo, ma non è mai stato fatto. Ma si poteva aprirlo anche 4 anni fa, 3 anni fa, quando si è scoperta tutta questa roba qua. Perché se tu l'avessi aperto sarebbero stati confliggenti l'uno con l'altro. E allora non potevi massacrare la Lega in occasione delle elezioni europee se avessi aperto... appunto, no, quello che dico io, lo potevi chiudere rapidamente, vista la sostanza che sta venendo fuori adesso, e ne potevi aprire un altro sulla base di quello che avevi scoperto. Certo, ma se tu fossi in un paese normale, non ti dimenticare che noi abbiamo avuto un presidente del CSM che a fronte delle dimissioni di 6 membri del CSM dopo il caso Palamara ha ritenuto che non ci fossero le condizioni sufficienti per scioglierlo. Il conte zio, troncare, soppire. Esatto, e quel presidente del CSM, che è anche presidente della Repubblica, è stato pure riconfermato. Forse significa qualcosa, no? Forse sì. Ecco. Ora c'è una telefonata che è entrata, dovete aspettare che si esaurisca, ma intanto continuiamo a parlare. Allora, abbiamo intanto, a proposito 2 telefonate per noi, Carlo, allo 02 92 94 7222, quindi le sentiamo subito, mentre cerchiamo di leggere anche i numerosi messaggi che stanno arrivando. Pronto? Pronto, buongiorno Ando. Buongiorno.
Buongiorno Gran Maestro. Allora, Gran Maestro, prima ha detto l'Europa non ci dà i fondi se non finiamo il MES. Ok, allora considerando che noi siamo, se non il primo e il secondo contributore dell'Europa, terzo, e siamo sempre contributore attivo, diciamo benissimo, non mi dai i soldi che io ti do e tu mi restituisci meno, io non ti do più una mazza e vediamo come va a finire. non puoi fare. Non ti do più una mazza e vediamo come va a finire. A saluto, Cambi. Allora, intanto siamo il terzo e non il secondo. Poi non lo puoi fare, perché se lo fai devi uscire da tutti i trattati europei, e se devi uscire da tutti i trattati europei loro ti dicono intanto comincia a restituire i soldi alla BCE. Restituire i soldi alla BCE a occhio sono 600-700 miliardi che gli dobbiamo dare. Se con un referendum degli italiani accompagnato all'impegno che ogni famiglia italiana caccia 30.000 euro, decidiamo di uscire dall'Europa, si può fare. Però bisogna che ci sia un accompagno di versamento contestuale di 30.000 euro a famiglia italiana. Un affarone. Allora, l'ideale, in questo momento, scrive un ascoltatore, ma avevo un'altra telefonata, però prima dei messaggi mandiamo in onda anche l'altra chiamata. Pronto? Sì, mi senti? Sì, prego. Eccomi qua, so perché sono in viva voce con ciò. Sono Walter, Friuli Venezia Giulia. Allora io volevo semplicemente fare due provocazioni adesso, senza lasciando perdere l'aspetto partitico. È una cosa sulla quale insisto da parecchio tempo, no? E insisto molto perché ho lavorato molto nel campo della psichiatria e quindi ho conosciuto anche storie e situazioni che hanno molto a che fare con l'animo umano e soprattutto con le emozioni in generale. Dandogli quel risvolto corretto sull'emozione, che può essere appunto di due tipi. Io dico che noi, quando siamo in televisione, dobbiamo assolutamente mostrare il nostro Alberto da Giussano, ma non è un vezzo, è che si sta cercando continuamente, anche le persone con le quali io parlo, anche se sono a volte anche di sinistra, anche fissate, stanno cominciando a rispettarci, ma ci rispettano proprio perché noi abbiamo un'identità ben precisa. E la seconda cosa che volevo parlare con Carlo, anche su questo con la sua opinione, è andiamo il meno possibile nelle trasmissioni della 7, perché la 7, chissà perché, chissà per come, anche ieri sera, nel martedì, ne ha dette di tutti i colori, di tutti i tipi, con Bersani che ha potuto spadroneggiare per tutta la serata senza che nessuno gli dicesse che diceva delle grandi cagate. Quindi, come dire, non frequentiamo, facciamo un sistema freudiano, non si va a sentire il bonitore e così il bonitore prima o dopo casca da solo. Ciao, buon lavoro a tutti. Bene, Carlo. Allora, rispondo solo sulla 7 perché il resto sono considerazioni di assoluto buonsenso. Io non ci vado praticamente più perché io li ho mandati a spiegare e quindi va bene, penso che siano arrivati i miei strali. Ma detto questo, non sono del tutto d'accordo perché non andare significa lasciare il campo libero e lasciare il campo libero secondo me non è la migliore delle opzioni. Ecco, questa è la mia personale opinione. Quanto alla necessità di mobilitarsi per far valere le nostre ragioni, sono convinto che bisogna farlo, ma sto ancora aspettando la famosa assemblea generale della Lega e dei quadri e dei simpatizzanti per poter esprimere qualche opinione. Non ne vedo traccia, però. Allora, c'è un ascoltatore che ci porta a ragionare sulla questione del centro. Ideale è un sistema di chiara alternativa perché il centro in Italia è la palude, il trasformismo, i cambi di casacca. Anche per questo Renzi è da tenere sempre d'occhio. Aggiungo un altro messaggio, Lorenzo. Lo Stato mi lasci sì in tasca tutti i soldi, poi ci penso io a sanità e pensione, ma un dubbio. Come farebbero le cooperative che amorevolmente si curano dei nuovi italiani che arrivano quotidianamente. Un altro messaggio ancora, una domanda per Carlo Cambi. Cambi si è accorto che il buon Salvini sta talmente sul cavolo al mainstream che pur di non vederlo premier si sono fatti andare bene anche Meloni e Family, cioè per me il vuoto spinto, continuano a pomparla per impedire a Salvini di risalire nei sondaggi, lasciarlo sotto il 10%. Da 3 anni Lega e Fratelli d'Italia sono in trend off, ossia Fratelli d'Italia pesca solo dalla Lega. Temo che finché il nostro Salvini sarà segretario noi saremo i camerieri di Giorgia.
Del resto, con 20 punti di distacco possiamo solo apparecchiare e servire, senza autonomia. Come se ne esce? E ancora, ti affastello tutti i messaggi che arrivano. Dario, sarei felice di tenermi in tasca il mio stipendio e gestirmi la mia sanità, la mia pensione, eccetera. Ma chi pagherebbe lo stipendio dei forestali? Consideriamo inoltre che stanno pensando di fare nuove assunzioni tra gli statali. Poi c'è Francesco da Genova, i conti della serva, 68 anni, pensione lorda 1.900 euro circa, tasse 420 euro mese, IRPEF. È normale, signor Cambi? Armando da Brescia, dopo il caso Savoini la legge prevederebbe il reato di calunnia in automatico. Ci metterei un punto di domanda. Se il presidente che ora da solo è a Parigi a concordare cosa? Presidente Mattarella è a Parigi a concordare cosa? Salvini, orgoglioso di aver rieletto Mattarella, questa è un'antica questione. Savona bocciato da Mattarella perché voleva che ci finanziassimo. E poi, domani parlerete dei compagni di merenda? Ottimo. Sì, parleremo dei compagni di merenda domani mattina alle 8.30. Gianni da Roma. Gianni da Roma, non bisogna essere il mago Telma per prevedere che entro l'estate il MES sarà ratificato dal Parlamento, ma con il giuringiurello che non lo useremo mai. Lascio a te la parola su tutta questa congerie di messaggi. È un casino, ragazzi. Va bene. Allora, forestali, semplice. I forestali sono privati, che vengono pagati dai privati, i quali ottengono dallo Stato degli appalti, e gli appalti dello Stato vengono pagati con quel minimo di fiscalità che ogni Stato... Cioè dai campieri della mafia, sostanzialmente. Dai campieri della mafia saranno pagati. Ok, almeno ne diamo i soldi alla mafia. Cioè, ogni tanto in questo modo che li ridiamo, non mi pare che sia un gran problema. Salvini... Sì, in parte è vero, ma diciamoci la verità, noi ci abbiamo messo molto del nostro a risultare antipatici agli italiani. Perché sai, quando te pensi alla bestia, quando pensi che la comunicazione della Lega è affidata a delle estemporaneità, quando pensi che Giorgetti è chiuso nella sua Turis eburnea e avendo in mano i conti dello Stato lascia che a parlare sia Leo perché non vuole esporsi, quando pensi che abbiamo avuto dei ministri del turismo che hanno fatto più danni alla grande, quando pensi che i nostri governatori non perdono occasione per cercare un posto al sole in autonomia, quando pensi che nelle sezioni territoriali, e penso per esempio alla mia città di Macerata o in generale la situazione di Ancona, delle Marche, vai avanti a commissari catapultati, non consenti l'emergere di nuovi quadri, non fai un tesseramento degno di questo nome, quando pensi che con Radio Libertà ci eravamo messi nella testa di dare voce ai territori facendo trasmissioni regionali e nessuno si è accorto della validità di un simile progetto per dare vicinanza agli iscritti e simpatizzanti e agli amministratori che sul territorio si battono per portare avanti le parole d'ordine della Lega e il programma della Lega, e tutto questo è lasciato esclusivamente alla potenza di rappresentanza mediatica di Salvini. È evidente che quando Salvini perde il potere o si fa di tutto, indipendentemente dal fatto che sia fatto a bella posta o sia successa per erosione naturale di consenso, tu perdi visibilità. Perché altra cosa, vi dovete mettere nella testa che la fase dei partiti personali è finita. Sì. Finita. E allora dei partiti, delle due l'una, o tu li radichi sul territorio e costruisci una classe dirigente bella tosta, oppure sei destinato ad essere un selfie, cioè duri il tempo che ti danno i like, poi la gente si stufa, ti toglie i like e si passa ad altro. Basta, le altre risposte allora sarebbero da dare, ma tenete presente questo principio. Carlo, non esiste il denaro pubblico, esiste soltanto la ricchezza che lo Stato sottrae ai privati. Poi dobbiamo decidere se questa ricchezza sottratta è usata bene o usata male, punto. Abbiamo 10 minuti scarsi, ma altre 2 telefonate in attesa allo 02 92 94 7222. Lega? Sono molto d'accordo, ma no.
No, beh, no, non credo. Sono comunque d'accordo, ma poi volevo anche chiederti una cosa in più. Hai già risposto a quello che volevo chiederti con questa tua analisi, che mi vede perfettamente d'accordo, anche perché c'è di mezzo pure la funzione della radio, che inevitabilmente cambierà per il prossimo futuro. Non sarà quella lì che immaginavamo noi. E su questo mi farebbe piacere anche sapere la tua opinione, ma secondo te non sarà quella lì che non immaginavamo noi perché non è più il tempo di una radio così o perché non ci sono più i partiti, in questo caso la Lega, che la pensano così? Perché secondo me sarebbe stato pure uno strumento gestibile. Poi invece ci viene detto che qui non è economico, non riesce a stare in piedi, non ci sono le basi finanziarie, Certo, economiche, certo. eccetera. È vero così Perché o è vero che è finita un'epoca per no, i partiti? allora vorrebbe dire che non esistono più i territori. Mm. Domanda: ma se tu oggi avessi una radio che è in grado di andare in Emilia Romagna, anzi in Romagna, e documenta errore per errore ciò che in 70 anni di egemonia della sinistra è stata fatta in quei territori, alle prossime elezioni amministrative vincerebbe la destra o di nuovo il PD? Appunto. Abbiamo 2 telefonate, va Carlo, per noi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Nando da Pioltello. Volevo condividere con Carlo alcune mie disillusioni giovanili. Dunque, 45 anni fa ho finito la scuola dell'obbligo, assolutamente schifato dal sistema scolastico italiota, dai professori sessantottenni, da tutto il casino che ci cominciava a essere. Se mi avessero chiesto cosa volevo fare da grande, avrei risposto il Piero Angela, perché quel poco che sapevo non l'avevo imparato a scuola, l'avevo imparato da Piero Angela, Carl Sagan, Isaac Asimov, eccetera, no? E quindi, visto che a Milano pubblicavano diverse riviste del settore, pensavo di inserirmi lì. Qualche anno dopo, 40 anni fa, ho capito ero più bravo a parlare col mio computer che a intervistare scienziati e tecnici, quindi ho cominciato invece con le riviste scientifiche, ho cominciato a scrivere come freelance alcune riviste di informatica. Ogni assegno che mi arrivava era decurtato del 20% di ritenuta d'acconto. Adesso il computer me lo sono comprato io, ad usarlo ho imparato da solo, i manuali in inglese me li sono pagati io, l'inglese per studiare i manuali me lo sono imparato da solo perché a scuola avevo malapena imparato un po' di francese e le riviste con cui collaboravo le ho trovate io. Ancora oggi mi chiedo perché cazzo devo dare quel 20% ritenuta d'acconto a Roma Ladrona. Sono in piena sintonia in tutto quello che ha detto Carlo. Ciao. Bene, l'altra Ti telefonata. abbraccio e sappi che la tua storia non è molto diversa dalla mia. L'altra chiamata, pronto? Sì, buongiorno, Pronto? sono Bianca da Buongiorno. Firenze. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo solo ritornare un attimino sull'argomento iniziale, cioè quando Carlo ha detto che la Meloni ha come obiettivo il giugno del prossimo anno, cioè le europee. Allora, noi non siamo un paese libero, ormai è sicuro. Poi, fra l'altro, abbiamo anche, rinunciato alla nostra moneta, quindi proprio noi non siamo più liberi. Allora, quali sono le elezioni più importanti? Quelle nazionali o quelle europee? Allora, non è forse giusto cercare delle alleanze, qualcosa che possa far cambiare qualcosa a Bruxelles, anche se ci credo poco, e invece che fare questo obiettivo che sembra ci abbia la Meloni, a me non mi sembra del tutto sbagliato. Posso sbagliarmi io comunque. Grazie e buongiorno. Grazie Bianca. No, non è affatto sbagliato, anzi è l'unica speranza che ci è rimasta come paese per tornare ad avere un po' di respiro. Sono perfettamente d'accordo. Le elezioni più importanti sono sicuramente quelle europee, nel senso che tra l'altro si vota col sistema proporzionale per cui ogni partito fa valere la sua forza nelle europee. Sono perfettamente d'accordo con lei, signora, anzi spero che stasera insieme a me tifi Fiorentina, così vinciamo questa coppetta alla Conference League, ma facciamo vedere che Firenze conta ancora qualcosa in Europa. Detto questo, stavo semplicemente dicendo che la Meloni sta cercando di barcamenarsi per arrivare all'appuntamento delle europee senza generare eccessivi strappi, senza svegliare quella opposizione economica che si vorrebbe scatenare contro l'Italia per metterla in difficoltà da qui a quel momento. Compito nostro, laddove per nostro si possa intendere la Lega, è di
cominciare a sollecitare i ceti produttivi a cui noi teoricamente dovremmo riferirci come blocco sociale, a sostenerci, perché vogliamo andare in Europa a chiedere finalmente il federalismo europeo, cioè che le identità delle nazioni siano rispettate e che i regolamenti e la legislazione europea tenga conto delle diversità delle economie, delle società, dei patrimoni, dei paesaggi, eccetera, eccetera, le specificità di ogni singola nazione. Ma come vede, dalla Lega per adesso i temi europei sono, fra virgolette, ignorati, e come vede, dalla Lega per adesso ci si sta schiacciando sulla gestione di un day by day, cercando di rintuzzare polemichette che rispetto ai destini reali della gente e della nazione hanno poca influenza. Carlo, ti faccio ridere, c'è Lorenzo che in una battuta scrive via WhatsApp: mi ci gioco i maroni, Carlo, in Emilia Romagna rivincerebbe il PD, anche nell'ipotesi di quella Perché è la radio che macchina del fango. mettevi prima. Ascolta, voglio farti un'ultima domanda, una domanda che necessiterebbe di più tempo, però voglio capire, Carlo, come la vedi tu per quanto concerne una cosa alla quale ormai ci siamo completamente quasi abituati, la guerra in Ucraina. Non so, 1 anno e mezzo, 2, tra un po' arriveremo 2 anni, 3, non lo so. Che succede secondo te? Ma ti rispondo con la risposta che mi ha dato il generale Tricarico, che ho intervistato ieri, e che è: dobbiamo convincere gli Stati Uniti che ci siamo rotti le scatole della guerra, perché a parere di Tricarico gli unici che hanno interesse a mantenere la guerra sono gli americani. No, poi fammi capire un'altra cosa, mi è venuta alla mente così, ma en passant, cioè quel pazzo di Putin, no? Quel demente, quel folle, eccetera, eccetera, forse non è proprio del tutto pazzo, visto che poteva scatenare la guerra, buttare l'atomica, fare un casino micidiale e non ha fatto ancora nient'altro che stare in Ucraina a guerreggiare, che è una roba orrenda, ma è una roba limitata. Sì, ma da lì ci esci in una maniera sola, prendendo per la collottola Zelensky e dicendogli: hai rotto le balle. La Crimea e il Donbass spettano alla Russia perché tu non hai fatto altro che bombardarli per 8 anni, ok? E tutto questo casino è nato. C'è un'altra osservazione che va fatta. La NATO continua a tentare di allargarsi. Ed è vero che non è una minaccia diretta per i russi, ma siccome i russi da sempre hanno vissuto la sindrome da accerchiamento, da questo punto di vista aveva ragione Papa Francesco quando gli ha detto in faccia: siete andati a rompere le scatole al gatto e il gatto ha cercato di pigliarsi il topo. E questa è la verità storica di quello che è successo in Ucraina. Oggi però gli americani tengono il fronte ucraino perché pensano che tenendo il fronte ucraino tengono impegnata la Cina a non fare nulla su Taiwan e fanno vedere che hanno potenza. La domanda è: mentre gli americani tengono, l'Europa dimagrisce, deperisce sullo scenario internazionale, e la nostra convenienza è che l'Europa deperisca o che l'Europa ritorni protagonista. Questo è il punto. Ma intorno a questa faccenda noi, sempre per quella scadenza del 9 giugno 2024, non troveremo mai il governo italiano capace di andare sia in sede NATO che in sede comunitaria a dire: ci siamo rotti le balle. Probabilmente lo faremo il 10 giugno 2024, mi auguro. Sta di fatto che in Ucraina c'è il tentativo di vietnamizzare il conflitto, perché agli americani fa comodo vietnamizzare il conflitto. Bene, allora Carlo, siamo arrivati alle 10:30, intanto a Non proposito so se di... ti ho risposto. Sì, no, ma avremo poi modo di ritornarci sopra. La mia era una cosa molto flash perché eravamo in chiusura. A proposito di Papa Francesco andrà stamattina al Policlinico Gemelli, un intervento con ricovero di almeno 2 giorni, anestesia generale, intervento di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi, operazione concertata con l'equipe medica, è necessaria per un laparocele incarcerato che sta causando sindromi subocclusivi ricorrenti, dolorosi e ingravescenti. Così Posso dire in maniera l'agenzia. blasfema, cardinale? Prego, Gran Maestro. Cardinale, il Papa non caca.
In sintesi, traducendo dal latinorum della medicina. Benissimo. Grazie a Carlo Cambi e noi, augurandoci invece scioltezza di corpo, ci salutiamo qua e lasciamo il Ti voglio dire una cosa in chiusura. Sono felicissimo che tu sia tornato, spero che Antonino Danna stia bene, perché questa non è più una radio, è un luogo delle amicizie reali. Bene, E spero che di questo si accorgano i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, e che sentano parte di questo circuito d'amicizie. Certamente sì, guarda, te lo posso dire, anche perché intanto la penso esattamente come te, sia rispetto a te che ai nostri ascoltatrici e ascoltatori, e poi perché loro dal tono degli interventi la vivono e l'hanno sempre vissuta proprio così. E questa è una bella cosa da preservare, sarà preservata. Grazie mille a Carlo Cambi, un abbraccio e un saluto. Ciao Carlo. Tra poco con voi c'è Pierluigi Pellegrin, oltre la pagina, non lo perdete perché come sempre ci sono 3 ospiti, uno più interessanti dell'altro. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto